Sono Giovanni Leoni, sono il vicepresidente della Medici della provincia di Venezia. Vi porto per prima cosa i saluti del presidente Scassola, che sostituisco perché è impegnato a Roma per le elezioni della Federazione Nazionale degli Ordini Medici d'Italia. Qui siamo dagli psicologi, è stato molto citato anche il medico come figura professionale. Spero che si parli di psicologia naturalmente, perché dal punto di vista medico abbiamo molti collegamenti sia per quanto riguarda anche la filosofia che la vostra, ho visto, matrice originaria, da cui deriva poi la psicologia moderna in senso lato. Per quanto riguarda la classe medica, io direi che bisogna ragionare sulla motivazione per cui uno al liceo decide di fare il medico. Decide di intraprendere il corso di studi più lungo in assoluto, 6 anni di medicina, 5 anni o 6 anni di specializzazione, 3 anni per andare alla medicina del territorio, fa un corpus di studi che non ha paragone a livello di tutte quante le altre professioni. E anche le responsabilità che il medico, nella loro globalità, non sono paragonabili perché curano sia la persona che il corpo e la malattia. Secondo me i medici vanno sui giornali perché fanno il grande intervento o perché fanno il morto. Nella realtà dei casi non è così. Io rifiuto il concetto che i medici nel loro corpo, nelle loro motivazioni, per quanto conosco i miei colleghi, tutti quelli che affrontano la quotidianità della loro vita professionale, abbiano mai considerato un paziente un numero o un letto. Il problema è che sistematicamente io faccio il chirurgo ospedaliero, faccio parte degli ungentisti, sono qui prestato alla politica e alle istituzioni perché ho delle motivazioni che mi hanno messo in contatto anche con degli altri mondi con cui penso che la gente che lavori alla fine in sala operatoria, nei pronti soccorsi, deve andare anche a far sentire la propria voce. Nell'ambito poi quello che è la comunicazione globale, che racchiude l'ordine dei medici, che rappresenta tutte quante le discipline, odontoiatria, libera professione, medicina del territorio compresa. Però le problematiche che portano uno a curare le persone e a mettersi in contatto anche con le cose più pesanti, con gli escrementi, col sangue, col vomito, col dolore delle persone, col dolore dei parenti, anche i professionisti hanno una loro evoluzione e le loro problematiche che devono essere considerate, tanto che esiste la sindrome del burnout anche tra i medici e tra gli operatori sanitari, tanto che noi stessi come ora siamo rivolti ai filosofi, abbiamo fatto una serie di convegni tra cui comunicare in medicina, l'arte della relazione, e faremo anche più avanti il potere sulla vita, questo settembre, 19 settembre. Noi stessi facciamo un'altra cosa con la politica, come le realtà prospettiche, tutte cose che troverete sul sito dei medici della provincia di Venezia. Noi abbiamo ben presente qual è la visione che ha adesso la popolazione nei confronti del medico, che è visto ancora come l'attore principale e in realtà è una pedina, un ingranaggio che tende a stritolarlo. Perché le problematiche più grosse che ha il medico attualmente è il problema di poter professare adeguatamente una professione intellettuale che è stritolata da problemi economici. Il tempo è la cosa che ci manca di più. Il tempo di parlare, il tempo di spiegare, il tempo di comunicare alle persone quello che stiamo facendo. E di questo purtroppo dobbiamo parlare, perché se no non ne verremo fuori, se no l'impronta che noi diamo all'esterno sarà completamente falsata, perché il cumulo delle cose, il cumulo delle problematiche, delle nuove acquisizioni che ha dato la tecnologia, dopo devono essere immediate attraverso delle spiegazioni. Il consenso informato, diceva il dottor Ippolito stamattina, benissimo, dobbiamo trovare anche il tempo di farlo, è il tempo di far spiegare alle persone quello che stiamo facendo e non solo, anche di essere sicuri che abbiano capito quello che abbiamo spiegato, che non è una cosa semplicissima, perché dobbiamo, e qui sta, perdonatemi, l'arte medica, la capacità di relazionarsi adeguatamente in confronto all'interlocutore con cui noi abbiamo davanti, che può essere una variabilità totale, oltre a non citare il problema anche della lingua, perché noi siamo qua in città internazionale, abbiamo anche delle problematiche di esperienze con
stranieri, i poveri e i ricchi, quelli con cui ti confronti in inglese o in francese, quelli con cui torni al linguaggio dei gesti. Allora, benissimo parlare con senso informato, ma a volte vi posso assicurare, per fare una imprenditoria di notte, torni al linguaggio dei gesti e speri che alla fine tutto quanto vada per il meglio. Finirei qui per il momento.